Benvenuti allora sul nostro canale, sul canale dell'azienda agricola Venture. Come di consueto ogni venerdì abbiamo il nostro appuntamento, vi facciamo un po' vedere i vari lavori che dobbiamo fare e la situazione che abbiamo appunto in azienda nei vari periodi dell'anno. Questo non sarà un video tecnico su un lavoro che dobbiamo andare a fare nei vigneti o in altri appezzamenti, ma come avete visto un po' dal video abbiamo fatto un acquisto in previsione dei prossimi lavori che dobbiamo fare e oggi ve lo presentiamo. Ecco, questo è l'acquisto che abbiamo fatto per quest'anno in previsione della prossima vendemmia, ovviamente delle annate successive. Questa macchina ci consentirà di gestire in autonomia una parte della raccolta delle nostre uve. Ecco, tra l'altro questo modello presenta una piattaforma anche qui di lavoro, di ispezione, ovviamente per la manutenzione del sistema, diciamo, di scuotimento, che è la cosa importantissima, andare a fare le manutenzioni, ingrassaggio, controllare che non ci siano giochi particolari nelle varie componenti. Ovviamente da qua si può andare a controllare lo stato delle vasche, delle benne, e ovviamente questa è anche la postazione dove si può andare a fare una parte, ecco, del lavaggio, quindi si accede dalla scaletta, si arriva in questa piattaforma e da qua si può proseguire il lavaggio della macchina a fine giornata. Tramite questa cloche di comandi abbiamo la possibilità di andare a gestire l'apertura e la chiusura delle benne, l'avanzamento dei nastri e quindi i movimenti che ci consentono appunto poi di andare a fare le manutenzioni e appunto i lavaggi della vendemmiatrice. Ecco, ovviamente i nastri poi porteranno l'uva all'interno di queste vasche, in totale dovrebbero ottenere un totale di 30 quintali, hanno la loro coclea per non fare ammucchiamenti all'interno della vasca e distribuire un po' benino l'uva all'interno. Ovviamente adesso dovremo andare a pulire, a finire un attimo le pulizie in previsione dell'inizio della vendemmia. Ecco, in questo caso è una vendemmiatrice trainata, per cui attacchiamo il nostro Same 100 attraverso gruppo dell'olio che fa comandare tutti i movimenti attaccati al sollevamento. Poi abbiamo il timone che presenta un martinetto, quindi un pistone che serve per andare a modificare l'apertura o la chiusura, l'avvicinamento, l'allontanamento rispetto al trattore della vendemmiatrice. Ovviamente quando andremo su strada deve essere la più chiusa, più compatta possibile. Poi una volta in campo cosa succede? Dobbiamo andare a sistemare a cavallo del filare, ovviamente spostando lateralmente la vendemmiatrice, andremo a infilare un filare in modo tale che tutta la struttura passi a cavallo del nostro filare di vigna. Attraverso poi i comandi andiamo ad azionare i battitori in modo tale che venga scosso il filare, cade solo ovviamente l'uva mentre i raspi rimarranno attaccati alla pianta e attraverso poi un sistema di nastri verrà portata l'uva verso la porzione superiore e poi a caduta cade all'interno delle benne, gli acidi cadono all'interno delle benne. Durante questo percorso nella parte posteriore sono posizionati due ventilatori, due ventoloni che fanno girare velocemente l'aria e vanno a ripulire il raccolto da eventuali foglie o piccoli rametti in modo tale che il raccolto sia il più pulito possibile. Ovviamente questi ventilatori possono andare a essere più impattanti nei confronti, più un prodotto pulito, oppure possiamo andare, se eventualmente ci fossero dei vigneti un po' più scarni, meno vegetazione, potremmo andare a fare una pulizia un po' più grossolana perché comunque il prodotto si presenta già pulito all'origine. Ecco, poi ovviamente una volta che le benne sono piene o comunque sono piene alla misura che appunto l'operatore prevede che siano sufficientemente appunto cariche, si va a svuotare, quindi si alzano le benne, si possono alzare insieme contemporaneamente oppure singolarmente, si svuotano in un rimorchio, nel dumper, e poi appunto si riallineano, si richiudono, si riabbassano, si inizia un nuovo filare e si va avanti con le operazioni di raccolta dell'uva. Ecco, poi questo
questo è l'organo, diciamo, di controllo della vendemmiatrice. Attraverso il pulsante diamo l'energia, ovviamente adesso si accenderà il display che ci darà appunto tutto l'interfaccia e opzioni di controllo, quindi sia ci informa dello stato della vendemmiatrice e sia possiamo andare attraverso questo schermo touchscreen, possiamo andare a regolare, a fare delle impostazioni per quanto riguarda appunto appunto le regolazioni per andare a fare una raccolta perfetta. Inoltre, oltre a tutte queste funzioni, attraverso anche si può regolare lo stato dell'avanzamento, quindi le motrici che sono previste appunto sull'avanzamento della vendemmiatrice per dare un aiuto anche al trattore. Sono previsti alcuni sistemi, per esempio uno molto interessante, la telecamera. Attraverso questo pulsante touch noi abbiamo comunque un'idea degli ingombri che ci sono dietro, qualora dobbiamo fare delle manovre particolari, ma soprattutto nelle fasi di svuotamento della vendemmiatrice dentro i rimorchi. Insomma, abbiamo un'idea di massimo, una linea di massima, ecco, su dove dobbiamo un po' orientarci durante le fasi di scarico. Questo invece è uno schermo che ci dà l'impulso attraverso una telecamera, ci dà un'indicazione invece del riempimento delle vasche. Ha un sensore questa vendemmiatrice che ci dice quando le vasche sono piene oltre un certo livello, però si può un po' sporcare oppure può avere delle piccole difficoltà. È stato installato dal vecchio proprietario di questa vendemmiatrice questa telecamera, ce l'ha data, e attraverso questa telecamerina, questo schermo, noi abbiamo un'idea, ecco, un po' più precisa dello stato di riempimento delle vasche. Invece attraverso questo joystick abbiamo, diciamo, il comando completo della vendemmiatrice. Alcuni comandi poi vengono riportati poi nella parte superiore del touchscreen, quindi possiamo usarli anche lì. Però ecco qua abbiamo tutti i comandi per andare ad azionare i vari movimenti. Ecco, su questa macchina è stato predisposto un sistema di ingrassatori centralizzati, sia da una parte poi anche qui dall'altro lato, in modo tale da aver accorpati il maggior numero, ecco, di ingrassatori. Ovviamente poi ci sono altri punti di ingrassaggio in alcuni punti dove era impossibile appunto centralizzarli. Ecco, un po' adesso vi abbiamo fatto vedere a grandi linee com'è la macchina, come si muove, diciamo, i movimenti principali. Ovviamente poi nei prossimi giorni la metteremo in campo, vedremo un attimo un po' di capire meglio, assestarla meglio, gestire bene l'avanzamento del trattore, quindi velocità e operazioni di raccolta. Un po' prenderci la mano, ovviamente come in tutte le cose ci stiamo un po', insomma, stiamo un po' familiarizzando, ecco, con i vari comandi, perché ovviamente, ecco, ci vuole poi una automaticità, un automatismo, ecco, dei movimenti. Piano piano, insomma, un po' di pratica e vediamo di andare a raccogliere anche per quest'anno la nostra uva. Ecco, allora noi siamo arrivati alla fine anche di questo video, vi ringraziamo di essere stati con noi, vi auguriamo buona vendemmia a chi sta per iniziare. Noi inizieremo, insomma, nelle prossime settimane, vediamo un po', ecco, appunto di metterla in campo, poi magari faremo qualche altro video un po' più specifico se abbiamo tempo durante appunto le fasi proprio operative della raccolta. Grazie ancora di essere stati con noi, ci vediamo venerdì prossimo.